Ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, Radio Libertà, ritorna in diretta alla Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini che abbiamo in linea. Ciao! Ciao Sammy, buongiorno. Ben ritrovato, ti aspettano al varco gli ascoltatori quest'oggi, tantissime domande, poi magari dopo le 10 apriamo anche le linee allo 0292947222, ma intanto quali sono gli argomenti più importanti sul tavolo? Sicuramente le novità sul fronte vaccini, multe, pandemie varie, il voto tedesco, ma anche le bollette. Insomma, oggi il Corriere dice che Giorgetti si è un po' spazientito perché la Meloni ha bacchettato l'economia perché insomma ci sono pochi soldi, che non siamo mica una scuola di magia, come far tirar fuori tutti questi soldi sul fronte bollette? Certamente lei si troverà perché è un'esigenza sentitissima da tutti noi e sicuramente sono variegati gli argomenti, ma io come al solito lascio partire il senatore. Da dove vuoi cominciare? Effettivamente di carne ce n'è tanta al fuoco. Ma dunque, io sinceramente inizierei con il congresso, quel convegno che c'è stato ieri sull'OMS. Inizio lì se perché in una maniera o nell'altra mi sembra il metodo giusto per portare avanti delle idee politiche. Questo lo dico perché tantissimi, nonostante siamo a molti anni, diciamo, di scuole di magia, no, e cose di questo tipo, credono ancora che esista la magia. Io invece voglio con questa rubrica ricordare che, c'è la magia, cioè ci sono dei trucchi che ogni tanto possono farla sembrare, ma la magia non c'è. E la magia è soprattutto quella di dire: se io sono ehm, da solo, cioè la magia che alcuni hanno in testa è, ehm: "Ah, se ci fossi io in Parlamento gliene canto 4 e il Parlamento magicamente prende e fa quello che dico io." No, non funziona così, vanno convinti tutti, di fare qualcosa e all'interno di questi tutti c'è della gente che parte da delle idee che sono molto lontane dalle tue. E allora cosa succede? Bisogna faticare per riuscire ad avere il 51%, in parte per le questioni relative a OMS, e organismi sovranazionali e similari, ci sono molti che dicono: "Ma no, ma come? Ma se noi, facciamo come Trump e ce ne andiamo dall'OMS, se non diamo più i soldi all'OMS, poi come facciamo a gestire la sanità, le pandemie?" Cose di questo tipo. Ecco, con il convegno che abbiamo fatto ieri in Senato abbiamo dimostrato, secondo me in modo abbastanza evidente, che non solo, si vive molto bene anche senza l'OMS, ma probabilmente si vive meglio. È stato un convegno dove ha partecipato un importante consigliere di Trump, che, ha mandato un messaggio spiegando perché, gli Stati Uniti, non vogliono rimanere in un OMS che in questo momento sta facendo quello che vogliono case farmaceutiche private e la Cina. Dice: "Ma non capisco perché io devo, rimanere e prendere e dare un sacco di soldi a un'associazione, che, li spreca, che se li beve in stipendi, clamorosi e così via, che non si sa bene che cosa faccia, tranne prendere e fare propaganda a favore della Cina o a favore di qualche casa farmaceutica." Insomma, che più o meno mi sembra un argomento non piccolo. Dopodiché abbiamo avuto, un professore, ordinario, della Bocconi di diritto internazionale, che, ha spiegato, ehm, il problema e i limiti di tutti questi organismi sovranazionali, perché noi siamo qui a parlare in certi casi di, dettagli, tipo per esempio, no, la piccineria, relativa
ma sì, ma il decreto sulle bollette lo faccio io, lo fai tu, se ti dico che non va bene quello che hai fatto tu, così poi dopo il merito lo prendo io. Insomma, tutte robe un pochettino da oratorio, no? Però stiamo parlando veramente di piccole cose, no? Perché sono degli aiuti che possono arrivare a qualcuno che ha situazioni di disagio, tale per cui le bollette poi dopo diventano un problema serio, no? E similari. Ok, ma a monte, perché c'è la gente che è in situazioni di disagio? Perché così tanti hanno difficoltà ad arrivare a fine del mese? Perché i nostri stipendi son fermi da 20 anni, no? Il professore ci ha ricordato in modo molto utile, cose che noi stiamo dicendo da molto tempo, vale a dire, certe situazioni derivano da certe decisioni prese nel passato proprio con questi organismi plurinazionali. Per esempio, il fatto che la Cina fosse stata fatta entrare nel WTO, quindi un'altra cosa che parallela all'OMS, cioè l'organismo del commercio internazionale. Insomma, di base quando ci sono 3 lettere bisogna sempre stare attenti che c'è il rischio di fregatura dietro l'angolo, no? Quindi OMS, WTO, tutte queste cose sovranazionali alla fine hanno sempre come obiettivo quello di mettere tutti i lavoratori del mondo gli uni contro gli altri, quello di trasferire soldi dagli italiani ad altre persone in giro per il mondo. Insomma, non conviene mai. A noi queste cose non convengono mai, perché è evidente che, come ha raccontato, l'ingresso della Cina nel WTO senza nessun tipo o dell'India nel WTO, senza nessun tipo di garanzie, senza nessun tipo di limiti, cosa ha fatto? Ha portato che i nostri lavoratori sono quelli che sono andati sott'acqua prima, no? Perché messi esposti a delle concorrenze assolutamente sleali. E queste sono le cose dove bisogna ragionare a monte, perché se poi noi facciamo eh, entrare la tigre dentro in casa nostra, e poi non è che la possiamo risolvere facendo i regolamenti o mettendo le leggine o cercando di dare gli aiuti per quelli sbranati dalla tigre, no? Cioè, in teoria tu non dovresti neanche farla entrare la tigre. E quindi, insomma, riflettere su gli organismi sovranazionali, sulle conseguenze che hanno, secondo me è stata molto utile. E poi c'è stato l'intervento di professori di medicina, molto noti, molto conosciuti, quindi Roy De Vita, Vanni Fraiese, la dottoressa Gismondo, e cose di questo tipo, che hanno raccontato una serie di episodi legati all'OMS e dove, e poi chiudo così magari anche i nostri ascoltatori possono dire quello che pensano. In particolar modo una cosa molto fastidiosa è stata fatta vedere dal professor Fraiese, dove tuttora resiste, messo nel 2020, quindi in epoche passate e governi passati, nello specifico l'infausto governo giallorosso, sempre con il presidente Conte, ma sul sito del Ministero della Salute resiste un documento dell'OMS che è vergognoso riguardo la sessualità dei bambini. E praticamente basta vederlo, era uno schifo, c'era la platea che era assolutamente indignata, praticamente si sdogana la pedofilia. Io veramente, cioè, le questioni del gender, no, e così via, cioè, è evidente che questi seguono un'agenda che secondo me noi dobbiamo rifiutare in toto. Per cui in una maniera o nell'altra, direi che è stato molto, molto utile come incontro per capire cosa sono anche, diciamo, i pericoli insiti, no, in queste associazioni internazionali che non rispondono a nessuno, che non hanno nessun tipo di iniziativa democratica, che non hanno nessun tipo di controllo, no? E portano a casa delle agende mondialiste, globaliste, che secondo me sono da rifiutare.
E sapete, cari ascoltatori, qual è la proposta della Lega, solo della Lega proprio, nei confronti dell'OMS? Intanto, giustamente, abbiamo aperto le linee. Dai, chi ci segue in diretta può chiamare in questo momento 0292 94 7222 per parlare in diretta, sono le 9.52, con Claudio Borghi Aquilini. Il più veloce entra in onda, ma E sicuramente... intanto, se vuoi, parliamo di Eh, intanto vediamo esatto. se arriva qualcuno, parliamo di elezioni in Germania Assolutamente sì, velocissimamente. perché il piatto è pieno. L'ultradestra è il partito dell'ex Germania Est, scrive il Corriere, scelta anche da chi non vota mai. Intanto però è tutto come prima. Gross Coalition, Claudio Borghi. Sì, infatti il punto è proprio quello. Secondo me, quello che qualcuno, anche fra di noi ogni tanto c'è qualcuno che non ha mica capito che noi non è che siamo la FD. Cioè il fatto che noi che noi, intendo, noi Lega, segreteria, Salvini, ma anch'io e cose così tipo, diciamo sostenessero, la FD, non è perché siamo neonazi, ovviamente. La Lega non è mai stata di ultradestra o cose di questo tipo, la Lega è sempre stata un partito federalista, non abbiamo sempre rifiutato l'etichetta di destra e sinistra. Ma il punto che cos'è? Che innanzitutto loro non sono neonazi. La prima cosa che dobbiamo fare è evitare di cadere nella trappola delle definizioni dell'avversario. Cioè loro gli dicono neonazi esattamente come a noi dicono che siamo di ultradestra, cioè non mi pare, no? Non è mai stato così, oppure tutte le altre cose terrificanti, no? I vari nomi che hanno sempre dato alla Lega, per cercare di diffamarla. Quindi non sono neonazisti quelli della FD, ma proprio per niente. Ma non solo, hanno delle idee, no, potenzialmente, che possono essere molto distanti dalle nostre. Per intendersi, come atteggiamento loro è un po' simile, altro che neonazi, è un po' simile a quelli di Giannino. Non so se avete presente Oscar Giannino, che è un po' che non si sente, no? Vi ricordate quello lì, Stato ladro, no? E cose di questo tipo. Non c'entrano, più di tanto con noi, tant'è vero che oltretutto non sono neanche nello stesso gruppo, anche se secondo me sarebbe opportuno che ci rientrino nel gruppo del Parlamento europeo. Il punto è molto semplice: loro possono darci una mano a scardinare questi equilibri d'Europa che in questo momento sono fatti tutti a danno nostro. Poi a casa loro che facciano quello che vogliono. Cioè, questo mi sembra un punto importantissimo che qualcuno non ha capito. Se noi pensiamo che un qualche movimento, un qualche partito, sia, utile, diciamo così, alla causa di recuperare la nostra sovranità, a noi va benissimo, ma a noi non interessa cosa vogliono fare poi loro a casa loro. Noi vogliamo tornare a essere padroni a casa nostra. Quindi se ci aiutano a dire: "Guardate, facciamo così, invece di essere in prigione ognuno si riprende le sue chiavi di casa", a me va benissimo, ma dopo, io sono l'ultimo a volere che quelli a casa loro facciano quello che dico io. Quando questi per esempio dicono, no, in certi casi, sbagliando, alla grande, dice: "Ah, ma noi non vogliamo più dare soldi all'Italia", cose di questo tipo, è semplicemente ignoranza. Ma mi va benissimo, nel senso che, i loro non sanno che noi non riceviamo soldi, no, dalla Germania o da nessun altro, perché noi siamo contributori netti all'Unione Europea. E va bene, glielo spiegheremo, ma pazienza. Ma il principio che nessuno deve dare soldi per gli altri e quindi che noi non dobbiamo metterci a pagare per gli altri, a noi va benissimo. Quindi, non è che perché questi dicono: "Non dobbiamo dare i soldi all'Italia", perché credono che ce li stanno dando, no, dopo tanti anni di propaganda, che è stata fatta in modo sbagliato, allora a quel punto devono starmi antipatici. No, c'hanno ragione! Non dateci niente, noi non vogliamo niente, ma d'altra parte anche noi non vogliamo metterci a pagare per gli altri come fino adesso invece è sempre stato.
È minimo. Allora, facciamo così, facciamo 30 secondi di pausa, dopodiché apriamo le linee allo 0292947222. Io sono qui con la penna e prenderò appunti perché manderemo una mitragliata di ascoltatori, 2, 3, 4, 5, c'è una coda di non so quanti ascoltatori, no? In modo che poi gli rispondiamo pian piano e non li teniamo in linea. 30 secondi di pausa, a tra pochissimo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Rieccoci, 9.58, ancora il buongiorno da Semivarin, occasione importante per entrare in diretta nazionale con Claudio Borghi Aquilini. Chiamate in questo momento 0292947222. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Ciao Sammy, Nando di Pioltello. Prego. Io cercavo proprio il Claudio. Claudio, ascolta, ieri mi ha telefonato un pensionato qua di Pioltello, un operaio, che è ricoverato in una struttura della Martesana perché si è rotto il femore, immobilizzato a letto, l'hanno operato qualche giorno fa. La moglie è a casa, ma è un soggetto fragile anche lei. Il figlio fa il cameriere a Londra. Questo mi ha telefonato perché mentre è là steso a letto col femore rotto, gli è scaduta la carta d'identità e subito la bestia dell'Apocalisse, il gran dragone, gli ha bloccato il conto corrente, la pensione, cavolate varie. Quindi la moglie non può andare a fare la spesa e lui non può neanche comprarsi una Coca-Cola al bar lì della struttura. Io gli ho detto, guarda, la stessa cosa è successa l'anno scorso a una centenaria che abita qui davanti a me, ti do il numero del figlio della centenaria e ti dirà lui come ha fatto a risolvere la situazione senza portare all'anagrafe la nonna in carriola. E adesso sto aspettando che mi richiami per vedere se l'ha risolta sta situazione. Claudio, queste leggi del cazzo che ha fatto Mario Draghi, le volete togliere, sì o no? Grazie, ciao. Grazie, un'altra mitragliata 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao. Buongiorno, complimenti all'onorevole Borghi Aquilini, lo seguo molto. Grazie. Senta, 2 considerazioni, se ricordi darmene. Ma come va la democrazia in Europa? Cioè in Romania che vincono quelli che non dovevano vincere, secondo lei le annullate le elezioni. L'SPD in Germania sta diventando come il PD italiano, o che vince o che perde sta sempre al governo. Spiegatemi perché praticamente questi hanno perso 10 punti percentuali, ne hanno perse rovinosamente e stanno al governo. Dopo, anche quando vinceva la Merkel, loro stavano sempre al governo, arrivavano secondi, terzi. Ma spiegatemi, io non riesco a capire questa, cioè vinci vai al governo, perdi vai al governo, che si fanno a fare le elezioni. Terza considerazione, non ci lasciamo 20%, quasi il 21%, ma dobbiamo tradurlo in voto popolare e sono quasi 10 milioni di voti. Che mi vogliono dire che in Germania ci sono 10 milioni di nazisti? No, datemi una spiegazione perché io non sto essendo fatto, scusi onorevole, non riesco a capire certe cose. È come sull'SPD, vince e perde, sta sempre al governo e 10 milioni di nazisti in Germania, allora scappiamo tutti. Da domani marceremo tutti col passo dell'Olga. Grazie. Grazie, 0292947222. D'altronde l'ha riconosciuto anche Bonaccini, insomma, che non possono essere tutti quanti nazisti. Ancora una telefonata, anzi 2. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Dario, chiamo da Valdobbiadene. Vai. Io ho sentito forse per la 25esima volta, non ho tenuto bene il conto, Claudio Borghi dire che non è che uno arriva lì al governo e dice sono qua io faccio, io risolvo tutto in un attimo. Allora, questioni come il 6 in condotta ci vogliono mesi per l'approvazione al governo, mentre invece qualcuno che dice arrivo io al governo e faccio tutto, c'è Monti che
ha introdotto il pareggio di bilancio, ha rifatto la riforma delle pensioni senza bisogno di nessun tipo di maggioranza e di chissà che cosa. Poi è arrivato Draghi che ha svenduto l'Italia, che ci ha portato in guerra, che ha introdotto il Green Pass, o vogliamo ricordarci di Amato che in una sola notte senza bisogno di maggioranze, ha derubato gli italiani nei loro conto correnti. Allora finiamola con questa cosa di dire ci vuole questo, ci vuole quell'altro. Quando arriva questa gente soprattutto non votata da nessuno e decide, ci cambia la vita in maniera totale, molto più di quello che ci cambia tutte quelle questioni per cui ci vuole la maggioranza, come dice Borghi, per cui ci vogliono mesi e mesi di discussioni. Questi in una notte o in un giorno fanno tutto. Una lettera è bastata per tirar giù Berlusconi dal governo. Un'altra lettera è bastata per separare Tesoro dalla Banca d'Italia. Ma stiamo scherzando? Finiamola con questi discorsi di dire ci vuole chissà che cosa. Grazie. Questi Prendiamo un'altra chiamata al volo 0292947222, poi facciamo rispondere Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Sono io, Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao, ringrazio l'onorevole Borghi per quello che fa. È una domanda proprio tecnica. Qual è la legge costituzionale che permette di togliere i soldi a uno che è di origine russa? Io so che in America per questo motivo molti arabi hanno ritirato i loro investimenti. In Italia qual è l'ammontare degli investimenti ritirati? Grazie. Grazie. Io ci metto la ciliegina sulla torta perché giustamente a proposito di Germania uno mi chiede: ma secondo il senatore quanto dura il governo tedesco, visto che i prossimi pronti a governare non hanno 2/3 del Parlamento? Claudio Borghi, a te. Dunque, inizio dall'ultima che era più facile. Non hanno i 2/3, hanno per un rotto della cuffia hanno il 50%. Secondo me non dura tanto. L'unica cosa che però veramente mi sembra che questa falsità, questa impostura che sta venendo fuori ormai da troppo tempo e che mi sembra che si faccia fatica a comprenderla, è che in Unione Europea spesso il Partito Popolare sta con il Partito Democratico. Cioè risulta sempre più difficile distinguerli. Questa che era chiamata la grossa coalizione, no? Cioè vale a dire, guarda, ma proprio ci manca qualcosa per avere la maggioranza di uno dei due contendenti, perché normalmente gli elettori votavano destra o sinistra. Se volevano votare destra votavano il Partito Popolare, se volevano votare sinistra votavano il Partito Socialista. E man mano che è aumentata la voglia di cambiare, no? Allora a quel punto hanno cominciato ad apparire dei partiti più radicali, no? Cioè più destra, più sinistra, no? E così via. E il risultato è che quelli al centro, a un certo punto, che siano sempre contrapposti, a un certo punto hanno cominciato a dire: e se noi facciamo questa cosa, come ha detto quell'ascoltatore di prima, che tanto noi siamo sempre al governo, non è mica meglio per noi? Quindi diciamo che alla fine facciamo finta di combatterci, poi dopo diciamo vabbè, purtroppissimo non c'è la maggioranza né di destra né di sinistra, allora ci mettiamo assieme noi e noi siamo sempre al governo. Allora, comodissimo per il Partito Popolare e per il Partito Democratico, diciamo così, no? Come sistema, un po' meno comodo per chi vuole davvero cambiare. E allora a quel punto forse è il caso di darsi una svegliata quando si va alle urne e capire che non è che stando a casa le cose cambieranno, ma stando a casa si dà semplicemente adito a questi furbacchioni, diciamo così, di non schiodarsi mai dal governo indipendentemente se la gente vota a destra o a sinistra. Prima cosa. Poi dopo andiamo invece su quanto dura il governo. Probabilmente appunto dura poco, perché se la maggioranza è risicata basterà che la popolarità di AfD, e qui vedi che ci fa gioco, continui a salire perché la gente non vedrà cambiamenti e vedete che le cose cambiano. Cioè, già c'è stato subito il primo giorno, il primo dietrofront di quello che dovrebbe essere il possibile futuro cancelliere della Germania, vale a dire Codesto Merz, che ha fatto tutta la campagna elettorale dicendo no immigrazione, chiuderemo le frontiere e così via. No? Qualcuno ci ha creduto e l'ha votato.
E poi praticamente il giorno dopo ha già subito detto: "Noi non abbiamo mai detto chiuderemo le frontiere", no, e così via. In realtà erano cose che praticamente, per farla facile, si diceva per evitare che Alternative for Deutschland prendesse troppi voti, ma noi assolutamente, sull'immigrazione ci va bene che le cose così come stanno. Quindi vedrete che prima o poi anche ai tedeschi si romperanno le balle e, a quel punto ci sarà un cambiamento serio. Per quello che riguarda invece le altre domande, allora, la questione che se scade il documento si blocca il conto corrente, hai ragione. Per un anziano di questo tipo potrebbe essere un serio problema, perché ormai essendo che è tutto automatizzato, no, quando si mandano i documenti e così via, scade l'operatività, e allora a un certo punto ti dice presentare dei documenti aggiornati, perché se no altrimenti, il conto si blocca. Di solito uno ne ha sempre un altro, no, da far vedere, quindi uno può presentare il passaporto, no, similari, però è ovvio che se c'è un anziano che ha solo la carta d'identità, questo è un problema che si pone. Per dire, io che sono persona politicamente esposta, no, come si suol dire, quindi c'ho una caterva di regole aggiuntive, praticamente mi si blocca ogni anno il conto corrente, perché mi richiedono sempre a raffica dei documenti. Ha ragione, proviamo a proporre una soluzione anche e soprattutto per le persone anziane, fatto bene a segnalarlo. Per quello che riguarda invece, allora Togli i soldi a un russo. Togli i lì, il discorso lì delle sanzioni è assolutamente incredibile, perché ci sono delle sanzioni che non si sa bene che effetti abbiano. Cioè, praticamente si va a discrezione, dove a un certo punto la banca valuta che uno ha dei rapporti con i russi, allora o ti chiudo il conto corrente, come è successo per esempio a una televisione privata, no, se non erro, Visione TV, che non so che cosa sia successo e sto indagando per capire che cosa sia successo, perché magari invece i motivi sono stati altri. Però diciamo che la questione delle sanzioni secondo me è stata assolutamente incredibile, perché una cosa è andare a fare la guerra per procura, e già quello è abbastanza fastidioso, perché praticamente noi ci siamo trovati da Stato che non vuole, qualche guerrafondaio c'è anche a casa nostra, per carità, ma dal nostro punto di vista noi non vogliamo essere in guerra con nessuno. Cioè è una delle tante volte dove penso che la Costituzione, almeno da quel lato lì, era stata scritta assolutamente bene, cioè l'Italia ripudia la guerra, quindi io non ho nessuna intenzione di essere in guerra né con gli Stati Uniti, né con la Russia, né con cioè, no, non è una caratteristica utile all'Italia prendere e fare la guerra a qualcuno in questo momento in giro per il mondo. Allora si è inventata la guerra per procura, no? Quindi in guerra ci sono gli ucraini, noi no, però intanto sanzioni a una parte e aiuti a quell'altra, che è una posizione molto paracula, cioè, infatti adesso sta venendo abbastanza al pettine la questione, adesso che man mano che Trump sta dicendo vabbè adesso la facciamo subito la pace, c'è qualcuno che vedete che in Europa sta masticando amaro e dice ma come questi fanno la pace senza di noi? Ma allora ti interessava fare la pace o ti interessava fare tu qualcosa? Capite, no, perché se uno riesce a ottenere la pace incidentalmente ricordo anche, dato che abbiamo aperto anche con la questione caro bollette e così via, guardate che il secondo dopo che si fa la pace le bollette dimezzano, non c'è nessun decreto, nessuna cosa del governo che potrebbe fare, che potrebbe avere come effetto il calo del prezzo del gas, a seguito della pace e della normalizzazione dei rapporti fra Europa e Russia. Perché il gas che ci arriverebbe dalla Russia costa un terzo rispetto a quello che stiamo comprando adesso, e quindi vedete che istantaneamente le bollette si dimezzano. Quindi, insomma, penso che sia del tutto interesse anche nostro, no, fare pace, ma evidentemente qualcuno no, perché come sempre quando ci sono le guerre c'è qualcuno che ci guadagna, c'è qualcuno che ha chissà quali ambizioni. E quindi io quando vedo certi
leader europei, no, che dicono: "Come vi permettete di fare la pace?" Che qualche dubbio un pochettino mi vie e stessa roba mi viene qualche dubbio quando si comincia a parlare di truppe, no, le truppe italiane, cose di questo tipo, la forza di interposizione similari. Ora noi nelle missioni di pace ci siamo andati in tutto il mondo, però prima di poter dire a scatola chiusa, no, così via, si mandano le truppe italiane a difendere l'Ucraina, cose di questo tipo, direi che è il caso di pensarci su molto, molto, molto bene, perché tanto in ogni caso direi che è stato già provato in tutti i modi, no, che chi pensava: "Ah, ma noi ci mettiamo a fare queste cose così poi avremo chissà quanti contratti, chissà quanta operatività, no, in giro per una volta che ci sarà la pace", mi sembra che abbiano già capito che hanno fatto male i conti, perché arriva l'adulto, arriva Trump e dice: "Ecco qua, i contratti sono tutti miei, cioè le terre rare, no, e cose di questo tipo, e voi arrangiatevi". Per cui credo che veramente siano stati fatti, delle valutazioni molto, molto sbagliate per quello che riguarda, questo conflitto in Ucraina, e noi l'abbiamo sempre detto. E alla fine penso che cioè certo, un po' un peccato aver sempre ragione e raramente riuscire a imporla, però cominciamo ad averla, ecco. Poi in qualche caso poi dopo, avere ragione è utile. E ricordiamo, la Lega è l'unica che al momento ha detto chiaramente no all'invio di truppe in Ucraina, mentre la Meloni sta valutando. Abbiamo ancora una manciata di minuti, vediamo se il più veloce entra in onda. 0292947222 per parlare con Claudio Borghi Aquilini, ma intanto ci sono anche tantissimi WhatsApp. Elel scrive: abbiamo sperimentato sulla nostra pelle ai tempi del Covid che l'OMS è solo un assetato succhiasangue delle nostre tasse contro la sopravvivenza del genere umano fuori dall'orco SMS. E poi contratti per ricostruzione pagati con quali soldi? I nostri che dovremmo dare, tanti saggi del dopo. Caro Claudio, dillo alla Sì, Melona. ma vedi Vai, vai. Sami, cioè, il punto è anche quello. Io quando sento l'Ucraina nell'Unione Europea, no, e cose di questo tipo, ma, io veramente, cioè, mi sembra di parlare con della gente che non ha la minima idea di cosa sta parlando. Ma un paese di quelle dimensioni, distrutto, poverissimo. Nel momento stesso in cui entra nell'Unione Europea, ma sapete che cosa succede al bilancio dell'Unione Europea? Significa che se noi in questo momento già diamo 4, 5 miliardi all'anno per tenere in piedi tutto il carrozzone, significa che ne dovremo dare 20, 30, non lo so. Poi dopo com'è che uno può pensare di realizzare qualsiasi cosa, anche qui in casa, cioè le cose di cui noi abbiamo bisogno qui in casa, cioè noi ci troveremo a dover pagare chissà che cifre. Poi per carità il Nord sanno come funziona il meccanismo, però in quel caso, no, il residuo fiscale e così via andava all'interno della nostra nazione, alla fine c'era utilità per tutti, no, almeno a tenerselo. Ma qui adesso praticamente noi dovremmo andare a pagare soldi che vanno chissà dove. Non c'è da nessun tipo di utilità e nulla, e non saremo ovviamente quelli che poi avremo dell'utilità da parte dei contratti di ricostruzione similari, perché abbiamo visto che le cose succose se le prenderanno gli Stati Uniti. Quindi mi sembra veramente della gente che ha delle velleità strane, e soprattutto sto intravedendo ancora adesso certi difetti tipici italiani, storici, vale a dire di provare a stare con i piedi in 100 scarpe, no? Io credo che in questo momento Trump sia un'opportunità, ma non, ripeto ancora un'altra volta, non perché io la pensi alla stessa maniera di Trump in tutto, anche se ogni volta che sento parlare il vice di Trump, vale a dire Vance, mi viene il sospetto che sì, effettivamente tutto sommato la penso come Trump in tutto, perché quello che dice Vance, veramente musica per le mie orecchie. Il discorso che ha fatto a Monaco è stato, sulla libertà di pensiero, su, bloccare l'immigrazione e così via, sembrava veramente scritto da un leghista più bravo di noi.
cioè devo riconoscerlo, no? Cioè, però è facile, mi rendo conto, parlare quando si ha autorità, no? E rispetto che uno se la deve conquistare e va bene. Però uno deve, secondo me, scegliere il campo, perché in questo momento è molto probabile che Trump e l'Unione Europea arriveranno in collisione. E se arrivano in collisione noi conquistiamo. Siamo con la von der Leyen, che è quella che diciamo che è stata l'artefice di tutto il disastro in cui noi siamo, oppure stiamo con Trump che ci può indicare una strada differente? Io spero che qualcuno rifletta. E poi scusate, già che ci sono, un'ultimissima cosa per quell'ascoltatore che aveva detto: ma voi perché ci mettete tanto a fare determinate cose mentre invece quei lati rovinano in 12 secondi? Beh, la risposta è semplice, perché per buttare giù un castello di carte ci metti molto meno rispetto a costruirlo. E dall'altra parte, ovviamente, tener presente che non c'è solo la maggioranza. Il governo e la possibilità di gestire uno Stato dipende da tutta una serie di nodi di potere, diciamo così, che passano per la magistratura, che passano per tutte le varie corti di questo, di quest'altro, che passano per la Presidenza della Repubblica, che passano per queste corti internazionali, che al momento sono tutte saldamente nelle mani di quegli altri. Per cui vedete che se noi facciamo una legge, il secondo dopo arriva prima il tribunale di chissà cosa che dice che non va bene, poi arriva la Corte Costituzionale, poi arriva il Consiglio di Stato, poi arriva la Corte Internazionale di Salcazzo, no? E cose di questo tipo, e prende e smonta tutto. Quelli là invece, anche la cosa più orribile, anche la cosa più incredibile, anche il lockdown, cioè prendere e chiudere uno Stato dentro con un DPCM, va tutto bene, perché tutti gli altri organi internazionali, sovranazionali e cose di questo tipo dicono sì, certo, non c'è problema, anzi 2, 3, bravo, farlo di più. Quindi il lavoro sta nel riuscire man mano anche a prendere in mano le altre parti dello Stato. Cioè Trump, il primo mandato, pure lui che è Trump, non è riuscito a fare un cazzo. Perché? Perché aveva contro tutti. Adesso sul secondo mandato si trova ad avere maggioranza alla Camera, al Senato, nella Corte Suprema, e ha un sistema di governo presidenziale, lui prende e può fare. E anche lì ogni tanto lo vedete che ogni tanto si alza il giudice che dice che non può fare, così di questo tipo. Però lui ha sicuramente in questo momento tutte le leve in mano. Noi magari ne abbiamo una, ma se gli altri prendono e girano al contrario, non è facile. Chiaro. Stiamo sforando, ma prendiamo le ultimissime 2 telefonate che, se sono telegrafiche, si meritano la risposta da Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, buongiorno onorevole. Volevo dire, al momento del cambio, no, tra l'euro e la lira è stata valutata a 1936. Se fosse essere valutata a 1936, fosse stata valutata a 1000, 1100, 1200 al massimo, avevamo circa metà del nostro praticamente tesoro italiano a disposizione per tutte le operazioni che si potevano svolgere, no? Per i pensionati, per degli stipendi, per tutto, per le opere, infrastrutture, eccetera, eccetera. Mi dica se è una banalità oppure no. Grazie, un'ultima chiamata, pronto? Sì, ciao Sammy, buongiorno. Prego. Il signor Borghi, da buon, credo, uomo di mondo, saprà sicuramente cosa vuol dire. L'Unione Europea, scusami, è nella situazione della falce in culo. A tenerla fa male, a toglierla fa ancora più male. Allora, io sono convinta, e lo dico già da un po', che non è che noi stiamo con Trump, noi stiamo contro l'amministrazione americana di Trump. Non c'è scampo. Molte persone, ma davvero, fanno una fatica pazzesca, forse per malafede, forse per convenienza, a capire che qui non è questione di stare o non stare. Sta cambiando il mondo. Trump ha cambiato gli Stati Uniti, piano piano cambierà anche questo Stato che è l'Italia. Non so se non ve lo dice la televisione che sta licenziando sta mandando a casa un sacco di persone
che erano addetti allo stato profondo, sta rivoluzionando tutto. Non abbiamo scampo, l'Europa può dire quello che vuole, la von der Leyen, Macron, è finita, lui non la è un progetto che è molto più grande, ma molto più grande di noi. Grazie. Allora le conclusioni a Claudio Borghi, prego. Ma no, dunque che il progetto sia grande ne sono certo, cioè certo non è che il mondo si sposta sul volere dell'Italia, però essere consapevoli di che tipi di progetti ci sono in giro nel mondo ci dà la possibilità o ci dà il modo di poterli in parte contrastare. Cioè aver compreso, se si fosse compreso appieno cos'era il progetto del globalismo e cos'erano i danni che sarebbero arrivati all'Italia, questo ci avrebbe consentito di evitare molte cose, però purtroppo tante volte mi verrebbe da dire che la destra berlusconiana era molto, diciamo, mirata a un atteggiamento anche quello tipicamente italiano, dicendo: "Mah, così queste cose internazionali, ma chi se ne frega, tanto in una maniera o nell'altra noi poi facciamo il cazzo che vogliamo", no? Ma non è così purtroppo, cioè alla fine sono questioni che bisogna conoscere approfonditamente per affrontarle meglio, ed è quello che stiamo facendo, penso, con tanti anni di divulgazione e anche nel nostro piccolissimo con questa rubrica. Per quanto riguarda il cambio lira-euro, no, non è così, anzi in teoria è il contrario, cioè a noi sarebbe convenuto un cambio più alto, cioè a noi per esempio sarebbe convenuto all'inizio, per esempio 2005, tanto per dirne una, perché in teoria sarebbe stata come avere una svalutazione della lira e quindi i nostri prodotti in qualche maniera sarebbero stati più economici. Con un cambio a 1000 sarebbe stata praticamente una fortissima rivalutazione della lira e quindi faccio un esempio per dirla proprio facile. Supponiamo che c'è un nostro prodotto che costava 10.000 lire, no? Se io faccio il cambio a 1000, no, sarebbe costato 10 euro per uno all'estero. Se io invece facevo il cambio a 2005 sarebbe costato 4 euro per uno all'estero. E voi capite che se noi siamo un paese che vuol vendere i suoi prodotti, mettere un prodotto italiano col cartellino del prezzo sui mercati esteri a 10 euro o lo stesso prodotto a 4 euro, capite che è diverso, no? Quindi probabilmente ne avremmo venduti di più col cartellino del prezzo a 4 euro rispetto a quello a 10. Quindi non è che c'è una riserva di ricchezza che aumenta o sale con la fissazione del cambio, tutto ruota intorno ai prezzi dei nostri prodotti. E io ringrazio Claudio Borghi Aquilini, sempre un piacere averti nostro ospite. Ricordo a chi si fosse perso la trasmissione che trovate tutto tra pochissimo sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast. Alla prossima Claudio. Grazie Sammy, ciao, arrivederci.